Il presidente della Sicilia valuta di persone e danni lasciati dal maltempo che hanno distrutto l'Agrigentino ed il Palermitano. Stamani sopralluogo a Sciacca, ma la situazione accomuna diversi territori. L'impegno preso è quello di convocare tutti i sindaci in uno stesso tavolo già dalla prossima settimana a Palermo per programmare con numeri alla mano gli interventi da mettere in atto. Musumeci in attesa che le parole del governo nazionale diventino atti. Una settimana io credo che in presidenza dobbiamo tenere un vertice con la struttura per il dissesto idrogeologico, la protezione civile, il suo ufficio tecnico. Le faccio sapere quando, fra martedì e mercoledì. Qui serve un intervento strutturale che deve rimuovere l'ostacolo fisico, altrimenti tutto il resto è poesia. Si possono prevedere dei tempi al momento, Presidente? No, e come facciamo? Bisogna capire qual è la natura dell'intervento, quindi per questo voglio coinvolgere il commissariato per il dissesto idrogeologico. Vediamo che tipo di risorse serve, ma le risorse le troviamo. Dobbiamo soltanto capire la natura dell'intervento e valutare anche il progetto che ha realizzato il comune di Sciacca, che è di oltre 10 milioni di euro, va aggiornato, quindi possiamo andare anche intorno a 12 milioni. Ci sono altri danni a Sciacca oltre a questi? È possibile ipotizzare anche un intervento per le altre? C'è il sistema fognario in altre zone per quanto riguarda cedimenti e la rete fognaria. Ecco, ci possono essere degli interventi straordinari anche per il resto? Ci sono molte strade chiuse, come lei vedrà? Noi abbiamo bisogno di capire se questa croce dobbiamo caricarcela soltanto noi siciliani con il nostro governo o se invece un po' di peso vorrà assumerlo anche il governo centrale. Ecco. E forse oggi riusciremo a saperne di più, perché già 20 giorni fa abbiamo dichiarato lo stato di calamità e abbiamo chiesto lo stato di emergenza a Roma e ancora non è arrivata nessuna notizia. Mi si dice che oggi il Consiglio dei Ministri potrebbe deliberare, cerchiamo di capire quale risorsa sarà deliberata e destinata alla Sicilia e in funzione della disponibilità finanziaria programmeremo gli interventi. È chiaro che tutto il peso non può essere addossato alla regione siciliana, che farà certamente la sua parte e la farà subito, ma qui gli interventi non sono di manutenzione, né ordinarie né straordinarie. Qui a Sciacca servono interventi strutturali, bisogna paradossalmente rimuovere quel cemento che è stato versato negli anni 90, in maniera cinica, spregiudicata, devo dire, quasi da criminale. Ecco. E voglio anche capire se ci sono responsabilità. Col sindaco adesso istituiamo un tavolo di lavoro già dalla prossima settimana, non solo per affrontare la contingenza, ma anche per capire qual è la condizione urbanistica di Sciacca, e questo temo dovremo farlo anche per altre decine e decine di comuni.